Ho veramente voglia di risolvere i problemi, dovete spaventarvi perché se riesce vi faremo vedere come una città si mette in linea subito, immediatamente, facendo camminare le idee, ragionando, coinvolgendo le persone, tutte, quelli che non lavorano, quelli che lavorano, quelli che rischiano i capitali, perché bisogna fare una grande alleanza. È facile dividere l'operaio contro il datore di lavoro. Quando tornano i sindacati da Roma, portano i foglietti, li sbandierano perché sono felici di aver preso 3 mesi di cassa integrazione. Questi sono pazzi. La cassa integrazione è l'annuncio, la radiografia di uno che sta per morire e non c'è una soluzione. Ma vi sembra normale una cosa del genere? È veramente folle. Ecco perché dobbiamo partire dal vero male di questa città, che non è la capacità di sognare, di progettare, di mettere in riga le soluzioni possibili, non fantasie. Ecco perché ci vuole un programma e bisogna firmarlo, bisogna rappresentarlo, bisogna spiegarlo. Perché solo facendo un rapporto trasparente, di condivisione, di partecipazione, di integrazione, perché quante idee possono venire su un progetto di città? Tante. Perché questa città è stata progettata bene. Alla fine degli anni 50 questa città era una città simbolo, è stata la prima città ad avere il piano regolatore, fatta da Piccinato, la Fondazione Rivetti, Urra Casa, pezzi di storia che vengono studiati ancora oggi nelle università di architettura di tutta Italia e anche all'estero. Eravamo un esempio. Il piano regolatore della città di Matera, perché eravamo nei tempi della ricostruzione post-bellica, aveva immaginato una città di 80.000 abitanti. 80.000 abitanti, se c'è la crescita e lo sviluppo come crescono le altre aree del Palese, può essere un obiettivo raggiungibile. Passano alcuni anni, si arriva al 72, siccome la speculazione aveva già avuto i suoi effetti e aveva prodotto già nuove ricchezze, e la politica allora era gestita da persone che andavano ed erano portatori di interessi, si riunivano e dicevano: ma come dobbiamo fare? La città è 80.000 abitanti, non abbiamo più spazio per costruire, dobbiamo allargarlo un altro poco. Chiamarono Piccinato, fece resistenza, gli dissero: ma tu progetta una città a 90.000 abitanti, metti dei vincoli e poi vedrai che la città crescerà talmente bene che noi diventeremo una città di 90.000 abitanti. Siamo nel 2010 e siamo meno di 60.000. Quei vincoli lentamente sono stati fatti saltare. Abbiamo una città di 90.000 abitanti teorici, abitati da 60.000. Ognuno di noi paga il costo del trasporto pubblico, dell'illuminazione, dell'asfalto, del verde, delle panchine, come se fossimo 90.000. Cioè paghiamo il 50% in più rispetto agli altri. E non lo paghiamo per un anno, perché per un anno si può fare un sacrificio. Lo paghiamo da 30 anni, cioè siamo diventati poveri. Il comune non ha una lira per fare l'ordinaria amministrazione dei suoi beni, le scuole, le palestre. Ma andate a vedere le palestre delle scuole, che sono una vergogna. Noi mandiamo i nostri bambini nelle scuole dove i fili della luce elettrica sono impregnati di acqua che corre nelle pareti e non c'è nessuno che le ripara, c'è un rischio fisico. Qualcheduno, se rimane attaccato ai fili, deve pagare penalmente e non fa niente nessuno. Ma andate a vedere le strutture sportive. Siete mai stati sul campo scuola, alla palestra di Lanera, alla palestra, al palazzetto che c'è in via delle Nazioni Unite, alla tensostruttura? Sono tutti luoghi che rappresentano la vergogna della città. È una schifezza unica. Ma perché? Perché non ci sono i soldi. E chi ha voluto questa espansione della città, che è diventata 12 km e mezzo, sfasciando la città, facendola diventare divisa, invivibile, quartiere dormitorio, non porta i servizi dei quartieri perché non ha i soldi. Non solo, incassa le urbanizzazioni primarie e secondarie e non li realizza, quindi inadempiente. Non va a discutere le polizze assicurative che sono state date per fare questi servizi primari e secondari. C'è una pura follia, il caos.
E sapete cosa dicono i politici? È colpa della struttura, cioè questi poveri dipendenti comunali diventano il gettacarte di tutti i problemi, facendoli passare come se fossero pessimi lavoratori, imbroglioni, sfaticati, gente imboscata. Non è così che si amministra una città. Una città si amministra dando la responsabilità a chi è preposto a svolgere un servizio. E il comune di Matera, per questa logica, non è un comune che dispensa servizi, è un comune che dispensa favori. È chiaro che le pratiche da sopra vanno sotto, le persone girano per gli uffici e la colpa la danno ai dipendenti comunali. La colpa è della politica. La legge dice che il potere volitivo, cioè sindaco, giunta e consiglio, deve essere nettamente separato da chi deve eseguire le delibere, cioè dai dirigenti vice dirigenti, i capo uffici, i singoli impiegati del comune. Sono anni che vediamo assessori che prendono una delibera in giunta, vanno dal dirigente e consegnano il risultato del bottino direttamente al beneficiario, perché dopo il beneficiario deve corrispondere voti. Questa è la malattia della città. E ci sono dirigenti che in passato, quando hanno visto che il politico non era all'altezza, le scrivevano loro le delibere perché non c'erano assessori capaci e quindi si sono sostituiti all'organo volitivo. È lì che deve avere la separazione. Ma tutti questi fiori di sindaci che si sono ripetuti in questi anni, da quando è arrivata la legge, ma perché non l'hanno attivata questa legge? È da lì che parte il male oscuro di questa città. Ecco perché bisogna separare i luoghi di dove si pensa e dove si agisce. E allora, in questo laboratorio che abbiamo immaginato, un laboratorio urbano, abbiamo cominciato a dire: ma esiste il palazzo della prefettura che è di proprietà del comune, sta là. Quel palazzo non è dello Stato, è del comune. Prendiamo sindaco, assessori e giunta e portiamoli in questo palazzo, la casa comunale, dove si può discutere con i cittadini senza avere il bigliettino fra 2 mesi, ti può ricevere subito, perché se c'è un problema urgente il sindaco, l'assessore deve ascoltare le richieste, non può mettere la quota in lista d'attesa come se quella richiesta è una scocciatura o una richiesta per ottenere chissà che cosa. Rapporto chiaro e trasparente. C'è un problema, dillo, si risolve, non con le code, le liste, perché poi chi sei, come ti chiami, che numero c'hai, perché poi in questi giorni vi condizionano, chiedono il voto perché 2 anni fa vi hanno fatto un piacere. Non si fa così la politica, questo è malaffare, è consorteria, non si può fare. Ecco perché bisogna avere il coraggio di dire queste cose.